C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati, un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, grazie per essere con noi. Abitanti di Sant'Eustachio, pronti perché è giunto il vostro momento. Via Sant'Eustachio è ereditato il nome da un'antica chiesetta ancora visibile, ad eccezione di due minuscoli nuclei, tutto il quartiere è sorto nel secolo scorso. L'edilizia pubblica svolse un ruolo determinante nel primo dopoguerra. Dagli anni 50 l'edificazione privata si estese in tutta l'area. Il quartiere è passato dai circa 3.000 abitanti dell'immediato dopoguerra ai 13.000 presenti all'inizio del 74. Da allora è iniziato un costante calo demografico. All'estremità nord-ovest, accanto alla caserma intitolata al generale bresciano Achille Papa, sorgevano le ciminiere della fonderia Sant'Eustachio, una delle tante cattedrali del lavoro, le cui vestigia sono visibili ancora oggi. Di fronte c'era la società anonima Brixia Zuste, che dopo la prima guerra mondiale prese il nome OM, ora Iveco. Bene, attenzione che questo insomma potrebbe corrispondere al vero. Chi ga solz ga parents. Sergio e Mariella da Arbatax Tortolì in Sardegna, che bello. Allora, cosa avete già visitato qui a Firenze? Tutto, ma la conoscevamo già però. Che cosa avete in programma? Cosa ci sarà da visitare prossimamente, nelle prossime ore? Andiamo a Pisa e poi rientriamo alla base. Ah, beh, insomma, un bel tour. Fine settimana lungo. Bene, bravi. Allora, qui Sergio, che già ti sei distinto per capacità e senso di responsabilità sul dialetto bresciano, sicuramente saprai leggere pure questo. Allora, chi ga sols ga parens. Sì, chi ga sols ga parens. Cioè che... Chi ha sostanza? Sì, chi ha sostanza economica. Guarda un po'. Ga parens. Parenti. Chi ha sostanza parente. Chi ha più disponibilità economica, guarda un po', saltano fuori anche gli amici e i parenti, no? Chi non nasce in Africa nasce da qualche altra parte. Opportunismo, se fanno vivi, no, ciao, come stai? Così perché sei ricco, sei straccione, non ti considera nessuno. Ti considera, bene. Grazie, buon proseguimento, buona vacanza. Chiara e Andrea con le altre amiche perugine, da Perugia qui a Firenze a farsi una bella passeggiata, bravissimi. Allora, questo, cara Chiara, tu lo sapresti leggere? Dialetto bresciano. Chi ga solce ga parens. Brava, potresti venire pure tu a Brescia, però sta a Perugia che è molto bella pure quella, Stia bene pure noi, quando vi capiterà di venire a Brescia verrete a visitarla. E qui, cara Chiara, che cosa possiamo dire? Allora, la prima parte è tipo chi ha soldi Chi ha soldi, sì. e la seconda ha I parenti. i parenti. Perché chi ha soldi ha i parenti, secondo voi? La persona ricca, facoltosa, che può permettersi le serate, i pranzi, le cene, così, guarda caso è sempre circondata da amicizie, da parenti, no? Ne conosci qualcuno? Ricco, è lui il ricco? Sì. No, purtroppo ancora no. Beh, così ci mancherebbe, però effettivamente così, no? Tante volte la persona ricca che può permettersi ha quelle amicizie più o meno reali alla fine, Va bene, bravissimi, buona passeggiata, salutateci Perugia e questa è la spiegazione chi ga solz ga parents. Sono amicizie un po' interessanti, così probabilmente come le parentele, pronte poi a litigare al momento delle eredità e delle contese. Grazie a tutti da Firenze, ciao!